Si va in partenza per la quinta corsa, il premio Babamon, sono 7 anziani di F al via, l'1 Ruffoli Lung, Sandro Miraglia, 201 MMG, Andrea Vitagliano, 3 Vanatta, Roberto Vecchione, 4 Sognatore Adrian Gioni, 5 Pedro Almodovar, Maurizio Visco, 6 Zigolo VGL, Roberto Andreghetti, 7 Ulassai, Antonio Greppi. Favoritissima Vanatta, qualche incertezza in fase di allenamento per Sognatore Adri. Zigolo VGL cerca di scavalcare Vanatta, non riesce perché si apre di galoppo. Vanatta Numero 6, scavalca 0-1 Zigolo MMG squalificato. e scende alla corda in vantaggio. 0-1 MMG è secondo alla corda avanti a Sognatore Adri, Ruffoli Lung, Ulassai, Pedro Almodovar. I primi 200 di Vanatta in 14,7. Vanatta Battistrada, la netta favorita, ha deciso anche di far partenza tutta ed è andata al comando, così può amministrare le operazioni da Battistrada nei confronti di 0-1 MMG, Sognatore Adri, Ruffoli Lung, Ulassai e Pedro Almodovar. 33 per i primi 400 metri di Vanatta e Roberto Vecchione, che amministrano le operazioni, portano a spasso la fila indiana, ritmo da loro ritenuto più opportuno, 16,3 la curva di sinistra, 46,6 i 600 metri, si viene al passaggio davanti alle tribune. Ovviamente la fila indiana non si rompe perché non c'è un cavallo in grado di girar di fuori a Vanatta per più di un giro. 15,2 davanti alle tribune, 31,5 questi 400 metri, 1,1,8 la metà gara. Si viaggia sul piede dell'1,17 abbondante, con Vanatta che continua in vantaggio nei confronti di 0,1 MMG, passa il chilometro a passo costante in 1,17,2. Sognatore Adri terzo alla corda avanti a Ruffoli Lung, poi Ulassai e Pedro Almodovar, che prova a muovere dalle retrovie, provando a muovere un pochettino le acque. 14,8 la dritta di là, Vanatta allunga, viene stappato e richiesto 0,1 MMG che peggiora di camminata e perde una lunghezza. Sognatore Adri che sposta all'esterno in anticipo su Ulassai, che sembra quello con la camminata più produttiva per andare in caccia di Vanatta, che ha fatto l'ultima curva in 15,1, entra in retta, arriva in vantaggio, a centropista prova ad arrivare Ulassai, Vanatta in vantaggio, Ulassai che prova ad arrivare, ma Vanatta si è staccata da tutto e tutti. Vanatta che viene a vincere nettamente nei confronti di Ulassai. Per il terzo finisce bene senza correre Ruffoli Lung. 1,15,5 il ragguaglio cronometrico, 29,6 la chiusa, il successo di Vanatta che ritorna alle competizioni e lo fa con una vittoria nettamente favorita, nettamente declassata in questa categoria. Vanatta coglie il successo nei confronti di un sempre valido Ulassai, davvero in forma nel periodo, che prende un bel secondo posto. Per il terzo Ruffoli Lung, buono per la prossima. 3-7-1 l'ordine d'arrivo molto probabile della quinta corsa dall'Arcoveggio di Bologna. Ritorna Vanatta. Molto piacevole rivedere queste cavalle importanti tornare in pista, lo fa con un successo, presentata sempre al meglio da Holger Elert, la scuderia Nice.